Ciao a tutti, siamo finalmente a Washington DC. Questa è la via del nostro piccolissimo appartamento, ma molto carino. Siamo molto contenti perché finalmente siamo a DC. Allora, adesso stiamo andando a fare la spesa e guardate alle mie spalle, è proprio una bella via molto normale del centro di DC e devo dire che siamo stati molto fortunati. Allora adesso andiamo da Trader Joe e vediamo un pochino il quartiere. Stiamo scegliendo la pasta alle mie spalle da Trader Joe e è una dura lotta per noi. Non conosciamo nessun tipo di pasta. Adesso vediamo. Ragazzi, lo so che sembra una cosa ridicola, ma stiamo imparando a fare la lavatrice americana e l'asciugatrice americana, perché noi non abbiamo idea di come funzioni. In Italia sono assolutamente diverse, quindi adesso ci proviamo e vediamo cosa combiniamo. Ciao a tutti, buongiorno, un buongiorno da qui oggi. Siamo a Washington DC e alle mie spalle la Casa Bianca, in italiano The White House. È il primo video di oggi perché non ho potuto fare video all'interno, naturalmente. Come vedete piove, non è una giornata bellissima, ma ragazzi abbiamo fatto una visita all'interno della Casa Bianca fantastica, siamo troppo contenti e adesso proseguiamo il nostro tour a Capitol Hill, ma ci vediamo più tardi. Buongiorno, buongiorno, siamo in coda oggi e stiamo aspettando di andare al Air and Space Museum. Siamo sempre a Washington DC per il secondo giorno e vediamo cosa ci aspetta in questo museo. Spero di poter fare video perché finora non ne ho fatti tanti, ma per ovvi motivi di autorizzazioni. Ci vediamo più tardi dal Air and Space Museum. Eccoci all'interno del Air and Space Museum. Adoro questo tipo di musei, è bellissimo. Adesso lo vediamo per bene e poi andiamo al reparto, al piano della Luna, che è la parte più interessante. Allora, adesso stiamo provando il simulatore di turbolenza in un aereo. Vai. Si muove? Sì. Vedi la Questa tazzina? è la simulazione in un trimotore. Non è molto piacevole fare un viaggio di quel Così. Siamo appena entrati in un aereo vecchissimo e sono stata scioccata dallo spessore che separa l'interno dall'esterno. Guardate, è metà della mia mano. Impressionante. Adesso scendiamo. Scendiamo e proseguiamo il nostro tour. Qui è una parte bellissima perché siamo nella sezione dei fratelli Wright, quindi da dove tutto è cominciato.
Davanti a me il Washington Monument tra le nuvole, bellissimo lo stesso. Dovevamo andare su, ma purtroppo non riusciamo perché è completamente coperto dalle nuvole. E invece alle mie spalle, siamo proprio in mezzo, alle mie spalle Capitol Hill. Siamo proprio in mezzo al parco, bellissimo. Adesso National Gallery, uno stop per pranzo e poi riprendiamo il nostro tour. Siamo arrivati alla National Art Gallery, alle mie spalle arte moderna e contemporanea, e adesso facciamo un tour veloce dell'ultimo piano, poi scendiamo. Abbiamo mangiato nella food hall, abbiamo la pancia piena, chi ha mangiato un hot dog, chi ha mangiato la pizza americana per la prima volta, e adesso proseguiamo la visita al museo. Ultimo video, probabilmente ultimo giorno con alle mie spalle The Mall, lo spettacolo di Washington DC. Siamo venuti qui come ultimo posto proprio per godere del paesaggio alle mie spalle. È bellissimo, è enorme, per fortuna noi siamo venuti in macchina, altrimenti sarebbe veramente complicato. E ancora mi giro alle mie spalle Lincoln Memorial. All'interno la statua di Lincoln che guarda direttamente davanti a sé, quindi non si vede molto all'interno perché è buio, è una giornata, non piove, ma non è bellissimo, ma è bellissimo lo stesso. Quindi un video di saluto dagli Stati Uniti, Washington DC, ci vediamo dall'Italia.